Oggi vogliamo sempre parlare di prati e in specifico di semina di prato. Ho invitato il mio amico Diego della GeoGreen che in pratica cercherà di spiegarci in maniera molto semplice, sintetica ma professionale quali sono le condizioni migliori per seminare durante le semine primaverili oppure nelle semine autunnali. Sì, Maurizio, la semina primaverile è una semina che si fa, io consiglio che venga fatta presto, da metà febbraio fino all'inizio della primavera, fine marzo, 20 marzo. Quindi le temperature minime quali devono Le essere? temperature minime devono essere più o meno sui 5 gradi, non deve gelare il terreno. Okay. Il terreno noi lo possiamo preparare per tempo, lo possiamo preparare anche con il freddo, l'importante è che sia asciutto, non si lavora mai in terreno bagnato. Lo possiamo attivare con la distribuzione di prodotti tipo Umifitos, Leocare per renderlo fertile. Aspettiamo le temperature giuste e andiamo a seminare il nostro prato. Per la dose di semina del nostro tappeto erboso a base di festuche rondinacee, io consiglio sempre una dose non eccessiva di seme. Cerchiamo di non dare più di 40 grammi al metro quadro di seme, perché allora tutti i semi riescono a sviluppare e creare un tappeto erboso resistente. Se noi esageriamo, creiamo un prato debole che a giugno si ammalerà. Di solito vedo che alcuni hanno la tendenza, per voler vedere un prato subito bello pronto, di seminare tantissimi grammi a metro quadro. In realtà stanno facendo un danno al prato perché mettono in competizione i semi e quindi diventa... Creano piantine deboli che non si svilupperanno e andranno in competizione tra loro, e finché le temperature sono buone, sono fresche, fino a maggio, tutto ok. Dalla metà di giugno in poi si alzano le temperature, il prato andrà in stress, le piantine cominceranno a uccidersi tra di loro. Vado a spendere di più per mettere più seme, in realtà non ottengo quello che voglio. Quindi la grammatura ottimale è quella lì e dobbiamo abbinare alla semina una concimazione contemporaneamente. Sì, allora, con alcuni trucchi, perché la semina primaverile è una semina molto complicata. Quello che consiglio io, dopo aver attivato il terreno con i prodotti organici liquidi, mettiamo un concime tipo il Vigor Active, che è un concime adatto alla semina, un concime che ha già del Bacillus subtilis al suo interno, quindi è avvolto con del Bacillus subtilis, ed effettuiamo una falsa semina. La falsa semina consiste nella preparazione del terreno come fosse seminato, e l'irrigazione. Noi aspettiamo 10-15 giorni e aspettiamo se escono delle infestanti. Quindi io preparo il mio terreno e poi inizio a bagnarlo senza aver seminato. Senza aver seminato. Quindi cosa faccio? Vado a attivare le sementi infestanti che ci sono. Sì, questa sarebbe la falsa semina. La falsa semina. E quindi faccio questa operazione qui, mi crescono le infestanti e poi cosa faccio? Una rastrellatura, perché finché sono piccole li uccidi facilmente. Rastrellandole perché in pratica li porto in superficie la radice? No, non fa nemmeno a tempo a radicare, saranno dei germinelli, okay. Saranno dei semi quiescenti che erano nel terreno e tu lavorandolo li hai portati in superficie, loro nascono e quando sono piccolini tu li rastrelli, quindi sollevando la radice non bagni, lasci lì asciutto, muoiono da soli, poi tu vai a seminare il prato e ti troverai un prato senza infestanti all'interno, perché la semina primaverile purtroppo fa sì che nascano molti infestanti. Quanto tempo passa dalla falsa semina alla semina? Quindi io ho il mio prato, è pronto, irrigo per mettere attivi, diciamo, attivare le infestanti. Di solito quanto passa da quel momento lì? 10-15 giorni. 10-15 giorni faccio quella lavorazione superficiale per ucciderli, per portarli in superficie, poi posso seminare? Sì. Ok. Oppure ci sono dei prodotti specifici, dei fitofarmaci, però ci vuole un patentino, dovete chiedere al vostro giardiniere. Per esempio, invece di fare la falsa semina, do un se prodotto. non abbiamo il tempo tecnico per aspettare quelle 2 settimane prima di seminare, basta distribuire un prodotto a base di Isoxaben, si chiama Gallery, va distribuito assieme alla semina nello stesso giorno, nello stesso momento, e quello là inibisce la nascita delle infestanti. Però ci vuole il patentino, dovete rivolgervi a un professionista. Quindi abbiamo capito che in primavera si possono eseguire le semine, bisogna farle con una determinata tecnica, possono essere fatte in diverse maniere, tutto questo comporterà, diciamo, il risultato ottimale se le facciamo nella maniera giusta. Quindi a questo punto ciao a tutti e buona semina.